Bentrovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea che apriamo da Amaro con il nostro Daniele Micheluz che questa mattina ha seguito per noi la cerimonia che si è svolta alla caserma della Polizia Stradale appunto di Amaro, che è stata intitolata al vice sovrintendente Maurizio Toscano, vittima del dovere. Il poliziotto morto nel dicembre del 2021 travolto da un'auto mentre prestava servizio. Il nostro Daniele Micheluz ne ha parlato con il questore di Udine. Buongiorno da Amaro, siamo alla caserma della Polizia Stradale che è stata oggi intitolata al vice sovrintendente della Polizia di Stato Maurizio Toscano, che è morto l'11 dicembre del 2021 mentre era in servizio su un tratto della A23, stava effettuando i rilievi di un incidente ed è stato investito. Oggi un ricordo per lui, l'intitolazione appunto con lo scoprimento della targa. Siamo in compagnia del questore di Udine Alfredo D'Agostino. Allora, un segnale per una vittima del dovere, si è voluto ricordarlo così con la famiglia, il prefetto e tutti gli amici e i colleghi. Assolutamente un atto che non ha solo un aspetto squisitamente formale ma di forte sostanza. L'intitolazione di una caserma dove peraltro Maurizio prestava servizio ha un valore appunto sostanziale, significa perpetuarne il ricordo, farlo sentire sempre presente in mezzo ai colleghi che con lui hanno lavorato tanti anni e farlo conoscere alle future generazioni di poliziotti che approderanno a questi uffici. Il suo esempio è un monito per tutti noi, ha prestato il suo servizio fino a sacrificare la propria vita e su questo dobbiamo impegnarci affinché il nostro servizio appunto renda onore al suo sacrificio. Proprio in questa caserma prestava servizio, tanti colleghi lo hanno ricordato, c'è stato anche un video che lo ha celebrato e come diceva il passaggio anche alle nuove generazioni, abbiamo visto c'erano i bambini anche delle scuole primarie, ecco, un segnale da dare che si può morire anche facendo il proprio dovere, però rimane l'esempio. Assolutamente sì, è stata fortemente voluta la presenza appunto dei bambini proprio per significare questo, per significare l'importanza del dovere, perché la vita è fatta non solo di diritti ma soprattutto di doveri, e il rischio che il dover assumere dei doveri alle volte comporta. Ecco, un messaggio anche da dare dal punto di vista della sicurezza. Maurizio Toscano ha perso servizio perché è stato travolto da un'auto. In autostrade lo vediamo spesso quanto sia pericoloso, quanto le nostre strade siano sempre più pericolose. Assolutamente, il tema dell'incidentalità è un tema all'ordine del giorno perché i dati statistici purtroppo ci restituiscono dei numeri che sono sconfortanti e come si può combattere l'incidentalità? Attraverso la sensibilizzazione nei modi più disparati possibili. Noi lo facciamo ciclicamente con la nostra polizia stradale, soprattutto nelle scuole, quindi con le nuove generazioni, per educarle ad un uso consapevole dell'autovettura o del ciclomotore per appunto evitare e ridurre al minimo il rischio di incidenti. Ecco, oltre allo scoprimento della targa c'è stata poi la piantumazione di un acero a ricordo di tutti i caduti in questo caso, anche questo è un piccolo segnale ma importante. Importante perché appunto è importante la memoria, la conservazione della memoria, il ricordo di quanti nell'adempimento del servizio hanno sacrificato la propria vita e a cui noi dobbiamo, ripeto, rendere onore col nostro quotidiano operare. Grazie al questore di Udine Alfredo D'Agostino per questo collegamento da Amaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Daniele Micheluz è stato presentato oggi il nuovo collegamento tra Trieste e l'Abruzzo. Honda Italia ha scelto il porto, ha scelto lo scalo Giuliano come home port per scaricare le componenti dei mezzi a due ruote che poi vengono trasportati nello stabilimento di Manopello per la costruzione. Il trasferimento delle merci verrà fatto tramite treno 2 volte alla settimana. Ha seguito per noi la presentazione di questa nuova iniziativa Andrea Pierini. Il porto di Trieste cresce e in realtà conquista un mercato particolare perché Honda ha deciso di scaricare i container a Trieste per poi portarli via treno in Abruzzo. Sì, Honda ha fatto una scelta che non pensavo ma è razionale ed è logica, nel senso che passare da Trieste per arrivare in Abruzzo è più efficace che passare da altri porti e questo è dovuto a tutte le modifiche che hanno subito, diciamo, le supply chain a livello globale dopo la pandemia. Cioè dobbiamo, tra virgolette, ringraziare la pandemia perché ha portato
a una inattendibilità dei servizi marittimi che invece rimane ancora molto presente nei servizi ferroviari. Quindi avere una tratta ferroviaria rispetto a una tratta marittima oggi comporta di avere più puntualità, più efficienza, e quindi loro hanno scelto di passare da Trieste, e grazie anche a una scelta lungimirante che abbiamo fatto noi di avere la nostra impresa ferroviaria che insieme a Sangritana, quindi Adriafer, svolge questo servizio fino a Pescara, Manoppello. Quanto un player come Honda può incidere a livello globale, in questo senso anche nel mercato dell'automotive, per rendere Trieste baricentrico? Ma insomma sull'automotive non so dire, perché qui parliamo di altre tipologie di prodotti, però è chiaro che qui stiamo alimentando delle economie di scala su una tratta che senza un player importante come Honda avrebbe bisogno di tantissimi altri soggetti per poter riempire un treno. Quindi oggi noi parliamo di un treno, di un servizio che passa a 2 servizi grazie alle economie di scala che mette in campo un player come Honda, che a questo punto agevola però le possibilità di carico per altre imprese più piccole che possono utilizzare un servizio che però, torno a dire, nasce grazie alle economie che mette in campo Honda. Honda a livello auto e moto è conosciuta in tutto il mondo e anche in Italia. Quanto è strategico per voi il mercato in Italia e cosa fate in Italia? Ma innanzitutto il settore due ruote dal Covid in poi sta vivendo una nuova rinascita, perché c'è un forte desiderio di mobilità indipendente da parte dei clienti in tutta Europa e anche un'attenzione ai consumi, quindi muoversi con un SH significa poter compiere 43 km con 1 litro di benzina, quindi si capisce chiaramente il beneficio. Ecco, lo stabilimento produttivo di Atessa in Abruzzo è l'unico che produce motocicli e scooter per il mercato europeo, ne produce più di 100.000 l'anno e in 8 modelli diversi. Il modello più conosciuto è l'SH, ma produciamo la serie Forza e l'ultima nata che è la DV350, quindi un modello sportivo per il movimento quotidiano. La prospettiva per il futuro è appunto di rafforzare i processi dello stabilimento, di arrivare ad avere un'identità green per il business di Honda nel mondo, quindi lo stabilimento italiano ha un'importanza anche in termini di sviluppo e di identità di brand sul mercato più sofisticato al mondo, che è quello europeo, cioè dove nasce la cultura del motociclo. In questo senso il futuro green, stanno girando i primi scooter elettrici, anche questo sarà il futuro delle due ruote? Ma sicuramente il settore due ruote come quello delle quattro sta vivendo una forte accelerazione nella transizione verso la sostenibilità. L'elettrico è una delle soluzioni tecniche, non è l'unica che la Honda sta perseguendo. Proprio in questi mesi la Honda ha iniziato ad importare il primo scooter elettrico e sicuramente ha già in programma di espandere la line-up, quindi la gamma dei modelli, per offrire l'esperienza completa a tutti i clienti Honda. Ricordiamoci che Honda in questo momento è il leader mondiale delle due ruote e non vuole perdere questo primato anche nella transizione verso l'elettrico. Un po' la Ducati vi ha fatto soffrire quest'anno, però ovviamente parliamo di sport e di MotoGP. Per fortuna Ducati è un brand italiano con un team italiano, quindi accettiamo volentieri questa competizione e questo risultato. È chiaro che noi in Honda dobbiamo recuperare del terreno in termini di racing. E adesso andiamo a sentire Massimo D'Apporto, attore e doppiatore, che ha ricevuto a Maniago il premio Vocalia Anime Doppie, dedicato proprio ai protagonisti del doppiaggio. D'Apporto nell'occasione ha anticipato ai presenti una serie di impegni che lo vedranno protagonista e poi ha raccontato anche alcuni aneddoti della sua carriera, ad esempio perché e come ha iniziato a fare il doppiatore. Sentiamo. Stasera ha ricevuto un premio per il doppiaggio. Che cosa ha significato il doppiaggio nella sua carriera? Il mantenimento agli studi, perché mi ha dato la possibilità, lavorando a Roma, di rimanere nella città di Roma e cercare, dandomi da fare, portando fotografie, proposte di possibili lavori, di andare in giro a rompere le scatole a produttori, a registi e sperando che potesse succedere qualcosa. Sono andato avanti per 2 anni solo facendo doppiaggio, però in quei 2 anni, poi alla fine del secondo anno, è successa una cosa molto importante. Ho vinto un provino con il regista Ettore Scola e ho fatto il film La famiglia, che è un film storico ormai,
Perciò il doppiaggio, devo dire veramente grazie al doppiaggio, perché è stato importantissimo nella mia vita, mi ha dato la possibilità di fare una svolta. Nel periodo della pandemia ho scritto un racconto molto lungo su un puro spirito, con le varie incarnazioni che lui ha avuto, le reincarnazioni nei secoli, a partire proprio dalle origini del cosmo. E mi ha aiutato tantissimo, perché la scrittura è una cosa fantastica, l'ho scoperta adesso. Quindi ci aspettiamo un libro da Massimo D'Apporto? Io spero che lo pubblichino, perché secondo me può interessare e anche divertente, perché ci sono tante storie, capito? Questo puro spirito passa da uno dei figli di Giobbe nella Bibbia, poi durante la rivoluzione francese passa attraverso anche una vita vissuta in un altro pianeta. Beh, è abbastanza affascinante. Siamo curiosissimi, ma invece sugli schermi o sui palcoscenici la vedremo, a parte con questo spettacolo col quale è in tournée? Guarda, per quanto riguarda la televisione c'è un progetto, devo dire però finché non firmo il contratto non si è mai, anzi no, per noi attori non è fino a che firmi il contratto, perché i contratti ormai non valgono più, e finché non stai dopo il quinto giorno di lavorazione, che hanno speso talmente tanto per girare che non decidono di andare avanti comunque. C'ho questo progetto, spero tanto, e poi Per un film? per una serie televisiva abbastanza lunga, in cui faccio un vecchio commissario, interessante però molto in pensione, un vecchio commissario in pensione. E poi per quanto riguarda il teatro, verso la fine di quest'anno dovrei fare un lavoro che mi dovrebbe partire verso settembre. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo insieme con A voi la linea, numeri da record per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia nella prima parte di stagione. Il Teatro Rossetti di Trieste ha incassato quasi 2,5 milioni di euro a fronte di 66.000 spettatori. Testimonianza, ha detto l'assessore regionale Tiziana Gibelli, che con la cultura si può fare economia. Assessore Gibelli, oggi è stato presentato qua a Rossetti un risultato, possiamo dire, eccezionale, nel senso il record di spettatori, di incassi per questa prima parte di stagione. Sì, sono molto contenta di questi numeri, perché la cultura va apprezzata, goduta e vissuta, ma bisogna anche che dimostri che produce punti di PIL. Questa è una frase che usò qualche anno fa un signore che recentemente è stato ministro del turismo e che io spero personalmente che torni a fare ministro, un mio caro amico Massimo Garavaglia: la cultura produce punti di PIL. Lo disse a proposito dei navigli milanesi e di Leonardo da Vinci, ed è un concetto che è assolutamente valido, tanto più dobbiamo metabolizzarlo e farne una missione noi che nel 2025 avremo Gorizia, insieme a Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Poi ha parlato anche di un risultato dovuto a un lavoro di squadra importante fra l'amministrazione del teatro, la direzione e gli enti istituzionali. Allora, c'è la scelta di Paolo Valerio come direttore artistico è stata ovviamente dirimente. Da solo il consiglio d'amministrazione non avrebbe potuto raggiungere questi obiettivi, ma è vero anche l'inverso. Cioè, un bravissimo direttore, se non c'è un consiglio d'amministrazione che gli rende facile lavorare, perché fa funzionare le cose e perché garantisce comunque a chi lavora di poter lavorare con tranquillità, non riuscirebbe ad avere questi risultati. Il fatto che in 2 mesi e mezzo, questo ha fatto bene a sottolinearlo il Presidente Grambassi, si siano superati gli incassi di addirittura alcune intere stagioni di qualche anno fa, non di epoche remote, la dice lunga su come è gestito questo teatro.
Poi lei alla fine ha avuto una parola di apprezzamento anche in particolare per il vice sindaco che era accanto a lei durante la conferenza stampa. Sì, col vice sindaco abbiamo un rapporto di lavoro estremamente proficuo che a volte si riduce in messaggi di 3 righe, ma ci bastano per capire se c'è una cosa da fare, per intervenire, perché è molto importante il comune sentire. È molto importante il comune sentire, che non deriva assolutamente da questioni di schieramenti politici, deriva dall'idea che abbiamo tutte e due rispetto alla cultura, che non è un fatto di assistenzialismo, ma come dicevo prima è un fatto positivo di crescita da tutti i punti di vista, anche da quello economico. Si avvicina l'appuntamento con le elezioni regionali, molti movimenti nel nostro territorio, diversi i sindaci che in questi giorni hanno rassegnato le dimissioni per potersi appunto candidare alle elezioni regionali. Cominciamo dal sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, che in questa intervista ci spiega perché ha preso questa decisione, perché insomma da civico sosterrà il presidente Fedriga. Da cosa è stato spinto a prendere questa decisione? C'è stata una richiesta di disponibilità e ovviamente adesso attendiamo che il Presidente si pronunci, perché diciamo, la mia candidatura potrebbe avvenire soltanto in una lista civica, nel senso che io in questo momento non mi sento rappresentato da nessuno dei partiti che abbiamo in regione, per cui potrei riconoscermi in una formazione assolutamente civica, ecco, nella quale dare il mio contributo anche rispetto alle competenze. Io ho fatto per tanti anni l'assessore al sociale e ho lavorato per 40 anni nella sanità, quindi questo è il mio campo prevalente di interesse. Punterà ad una continuità per quanto riguarda la sua amministrazione? Beh, certo, abbiamo lavorato assolutamente bene con i 3 gruppi che mi hanno sostenuto e io spero che loro vogliano continuare questa esperienza che è stata veramente soddisfacente. Io ho voluto dare le dimissioni ieri perché questo consente di andare proprio al voto il 2 e 3 aprile, quindi di fare un passaggio di consegne diretto. E adesso ci spostiamo a Martignacco, dove il sindaco Casali ha risposto sì all'invito di Patto per l'Autonomia. Una decisione maturata nel giro di poche ore. Il sindaco di Martignacco Gianluca Casali, in scadenza di mandato, ha accolto la proposta di candidarsi alle regionali con il Patto per l'Autonomia. La condizione per cui io accettassi questa proposta era che a Martignacco continuasse un progetto. È un progetto fatto di inclusività, fatto anche di un certo stile nel fare le cose e appunto sapevo che il gruppo con cui ho lavorato negli ultimi 5 anni avrebbe accettato ed è stato facile poi condividere insomma, la candidatura con il Patto per l'Autonomia. In questo momento sembra che Moretuzzo, ma in realtà il Patto per l'Autonomia, con le proposte che ha fatto in questi ultimi 5 anni di legislatura, abbia un po' catalizzato l'attenzione anche degli altri partner e quindi possa essere lui a guidare una coalizione ampia e diversificata, ma con l'intento insomma, di dare una prospettiva alla nostra regione. Noi lasciamo 5 anni di buona amministrazione, ma soprattutto un modo di fare politica, che è stato un modo di dialogo anche con le parti di opposizione, con le minoranze, è stato un modo propositivo nei confronti della cittadinanza. Adesso stiamo lavorando anche a un progetto nuovo, che è quello di creare una lista di giovani, under 35, per garantire una continuità che va al di là di noi. Termina qui questo appuntamento con A Voi la Linea, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.